L'offerta turistica siciliana ruota attorno ad Agrigento, capitale della cultura 2025, lo ha sancito l'eccezionale vetrina che alla BIT di Milano lo stand della regione siciliana le ha voluto dedicare, aggiungendo al grande agorà e alle proiezioni delle magnifiche immagini del territorio innumerevoli post-it con il suo logo di rimando all'imperdibile appuntamento del prossimo anno. L'esperienza della Borsa Internazionale del Turismo e del Fuori BIT al secondo piano del Palazzo di Giureconsulti è stata un'ulteriore conferma dell'interesse e del fascino che hanno suscitato Agrigento e il suo hinterland, la Costa del Mito, alle aree interne. Il pubblico di Piazza del Duomo ha applaudito i 4on6, gli artisti della Savatteri Produzioni. Innumerevoli sono state le richieste di informazioni presso il desk della DMO del distretto turistico Valle dei Templi, degustazioni, gadget. Sono riusciti a portare a Milano i sapori e i profumi del nostro territorio. Al fuorifiere è arrivato anche il saluto del Presidente del Senato Ignazio La Russa, sono intervenuti anche la Ministra del Turismo Santanchè, l'assessore regionale siciliana Amata, il deputato nazionale Pisano, insieme al Sindaco, Presidente del Distretto Turistico della Valle dei Templi, a presentare Agrigento l'assessore alla cultura e al turismo Ciulla, insieme all'amministratore della DMO Fabrizio Lagaipa. Attenzione nei confronti di Agrigento, nei confronti delle celebrazioni di Agrigento 2025. Il distretto turistico Valle dei Templi con il suo staff sta collaborando affinché questa ricorrenza diventi celeberrima nel mondo e che possa portare dei risultati importanti sul territorio in termini di presenze turistiche, soprattutto stagionalizzate, che possano veramente creare quel mood di beneficio a lungo termine che è, diciamo, la nostra aspettativa. Allora, intanto dobbiamo dire che Agrigento è protagonista alla BIT di Milano. Siamo nel padiglione della regione siciliana e dovunque c'è Agrigento, capitale della cultura. Oggi si è parlato alla conferenza stampa delle iniziative che verranno fatte con Agrigento, capitale della cultura, e l'investimento che sta facendo l'assessorato al turismo della regione nei confronti della città, ma oltre a questo tutta la programmazione che si farà veramente all'interno di tutta la regione siciliana a favore di Agrigento. Quindi questo già è un dato molto positivo. Poi c'è stata anche la volontà di organizzare Agrigento, capitale della cultura, BIT fuori fiera, che è stato in via Mercanti 2, che è di fronte al Duomo di Milano, che è stato veramente un grande successo. Se voi vedete le immagini di Savatteri con il gruppo della Casa del Musical al Duomo di Milano, vedete che c'erano centinaia e centinaia di persone che osservavano le nostre bellezze. Ma oltre a questo è stato fatto un aperitivo e anche l'esposizione dei prodotti della nostra terra, con naturalmente la chiusura di una cena di Gran Galà con tutte naturalmente diciamo, i rappresentanti delle società più importanti a livello nazionale. Avevamo l'amministratore delegato di ITA, Ferrovie, ANAS, il ministro Santanchè, il presidente del Senato La Russa, onorevole La Russa, e tanti amministratori siciliani, deputati e anche naturalmente imprenditori che sono venuti a sostenere Agrigento fino a Milano, ed è stato un grande successo e la comunicazione è stata importante. Abbiamo preso rapporti con le varie istituzioni, sia pubbliche che private, e naturalmente siamo riusciti a portare a casa un risultato importante, soprattutto per quanto riguarda il 2025. Quindi siamo veramente orgogliosi e contenti di tutto quello che è successo e che naturalmente è un punto di inizio per iniziare a lavorare, per programmare Agrigento, capitale della cultura. Siamo al terzo anno consecutivo, prendiamo parte alla BIT, la più importante fiera internazionale che si svolge in Italia, ed è ad inizio d'anno ed è l'incipit, il primo appuntamento vero al quale stiamo presentando Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Quindi un'importantissima vetrina per mostrare alla gente, presentare alle persone, tutti coloro che vengono qui, quelle che sono le potenzialità del nostro territorio. Quindi ci aspettiamo chiaramente un grandissimo aumento di flusso, un significativo aumento di flussi anche dal punto di vista turistici, quindi la nostra presenza era obbligatoria quest'anno in maniera più incisiva. Pertanto abbiamo pensato di organizzare anche un fuorifiera di 2 giorni dedicato proprio ai stakeholders, giornalisti, imprenditori, persone che possono dare qualcosa ad Agrigento, e quindi una collaborazione fattiva che faccia crescere
per sviluppare la nostra comunità. Oggi siamo qui alla BIT, c'è stato l'intervento del Presidente della Regione, dell'assessore regionale Elvira Mata, in uno stand fregiato di Agrigento, capitale italiana della cultura, quindi vediamo proprio questo post-it che rimanda all'appuntamento del 2025. E tante personalità sono venute a visitare Agrigento, anche al fuorifiera, dal Ministro Santanchè al Presidente del Senato Ignazio La Russa, tutta una serie di persone e istituzioni politiche, ma anche tantissimi imprenditori. Parlo anche di grandi aziende come ITA, come Trenitalia, tantissime cose bollono in ventola per un Agrigento capitale italiana della cultura che sia l'inizio della svolta del nostro territorio.